In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Derivati, danni per 116 milioni alla Regione. La Procura della Corte dei Conti ha calcolato che i derivati acquistati dalla Regione Siciliana nel 2005 hanno determinato un danno di 116 milioni. La Regione, allora guidata da Cuffaro, si era affidata all'assistenza di Banca Nomura. Il procuratore Zingale ha inviato a Nomura un invito a dedurre. La possibile accusa è di avere proposto soluzioni poco chiare e non adatte ad un ente pubblico, senza esplicitare le possibili gravi conseguenze per le finanze regionali. I contratti si rivelarono un disastro per le casse dell'ente. Il danno poteva peraltro essere molto più grave se non fosse intervenuto nell'ottobre 2021 un accordo transattivo con le banche gestito dall'assessore all'economia del governo Musumeci Gaetano Armao, accordo con il quale la Regione ha risparmiato 50 milioni di euro. Enzo Bianco, sul ponte è sbagliato il no del PD. In un'intervista al quotidiano La Sicilia, Enzo Bianco, ex ministro dell'Interno, prende le distanze dal suo partito sul ponte sullo Stretto. Lancio un appello, dichiara, soprattutto al mio partito, affinché la questione più importante per lo sviluppo della Sicilia, del sud e dell'intero paese, cioè la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, sia affrontata in modo serio e pacato. È sbagliato, conclude Bianco, dire ideologicamente no al ponte ed è sbagliato opporsi all'opera sotto il profilo ambientale. Se si realizza l'alta velocità ferroviaria, il ponte sarà una grande opera ambientale e sociale. Online ricorsi straordinari al Presidente della Regione. Dal 1 gennaio 2024 sarà possibile presentare direttamente online i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana previsti dall'articolo 23 dello Statuto contro gli atti della pubblica amministrazione regionale. Il nuovo portale affidato dal Presidente della Regione all'Ufficio Legislativo e Legale è stato realizzato dai tecnici di Sicilia Digitale. Regione, si passa alla tesoreria unica. Dal 1 gennaio la Regione abbandonerà il regime di cassa per adottare il sistema di tesoreria unica. L'adeguamento segnerà una svolta in termini di semplificazione per i cittadini, di accelerazione dei pagamenti e di snellimento delle procedure contabili. Unicredit diventerà l'istituto tesoriere. Il passaggio alla tesoreria unica e l'adozione del sistema Pagopà consentirà di agganciare in maniera immediata debitore e pagamento. Il treno fermerà all'aeroporto di Trapani Birgi. Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS, ha avviato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata Vincenzo Florio dell'aeroporto Trapani Birgi. Il progetto è finanziato con fondi PNRR, l'importo a base d'asta è di circa 33 milioni di euro. Esplode il crack, la terribile droga dei poveri. Un'emergenza si sta diffondendo in Sicilia, l'utilizzo del crack, la cosiddetta droga dei poveri. Il costo contenuto, una dose può costare tra i 5 e i 10 euro e i meccanismi di diffusione ne fanno la droga più pericolosa sul mercato. La dipendenza da crack si vede e fa precipitare il tossicodipendente in una spirale dalla quale non riesce ad uscire e si iniziano a contare i morti. Occorrono provvedimenti immediati e vanno messi in campo subito. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Gli approfondimenti su www.lanazionesiciliana.eu.